Dolcezza, per prima cosa andiamo a tostare le mandorle nel forno preriscaldato a 180 gradi per 10 minuti su una teglia rivestita di carta forno. Nel mentre in una ciotola vado ad inserire la farina, la scorza grattugiata di un limone e di un'arancia biologici, poi ammoniaca per dolci, se non la trovi puoi sostituirlo con il crema al tartaro, il pisto che come vedi serve anche per il rococò che stiamo facendo e questo l'ho comprato da MD, ma se non lo riesci a reperire lo puoi sostituire con il mix di spezie che ti scrivo in sovraimpressione. Mettiamo anche un pizzico di sale e mescoliamo. Poi nel boccale del frullatore vado a mettere lo zucchero semolato, vado a metterci qualche mandorla tostata e andiamo ad aggiungerla agli altri ingredienti, mentre le altre le lascio per guarnire il roccocò. Le andremo a tritare grossolanamente con il coltello. Infine aggiungiamo anche acqua e miele ed impastiamo fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Se è necessario e vedi che l'impasto risulta troppo asciutto, incorpora altra acqua. Poi preleviamo un pezzetto di impasto, formiamo un salsicciotto spesso all'incirca 1 centimetro, poi facciamo un anello che richiudiamo su se stesso. A questo punto spennelliamo la superficie con un tuorlo d'uovo, il rosso, e ci mettiamo sopra i pezzetti di mandorle e premiamo leggermente in modo che in cottura non si aprino. Dopodiché li cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti.